abbiamo problemi sul credito, non sono state fatte ancora delle scelte che siano tangibili a favore delle imprese, che poi sono all'interno dei bilanci già programmati regionali. Massimo Zanon, presidente di Confcommercio del Veneto, si appella al presidente della regione Luca Zaia perché vengano trovate le risorse per finanziare le imprese. La difficoltà, che sta diventando impossibilità di ottenere finanziamenti, sta mettendo in ginocchio il commercio. Altra richiesta pressante è bloccare l'apertura di nuovi grandi centri commerciali. Cerchiamo di salvare i centri storici più o meno piccoli, ma comunque dove c'è la vita, dove c'è la storia di tutti i nostri paesi. Evitiamo di continuare a costruire cemento in periferia. I consumi, fa osservare Carlo Sangalli, sono in grandissima sofferenza, per questo è necessario scongiurare il ventilato aumento dell'IVA dal 21 al 23%. Un ulteriore aumento dell'aliquota IVA sarebbe il colpo mortale ai consumi e quindi sarebbe un freno dirompente per la crescita di tutta l'economia. Con una lettera inviata a tutti i sindaci del Veneto, Confcommercio chiede poi di tenere al minimo l'aliquota dell'IMU per gli edifici dedicati al commercio. Addirittura qui si corre il rischio in questa realtà di avere, per quanto riguarda gli esercizi commerciali, un aumento più del 200%. Sono tutte situazioni che rallentano, come ricordavo prima, i consumi.